Appartamento a luci rosse scoperto dai carabinieri di Castelfranco Veneto. Ci andavano in pausa pranzo operai, impiegati e professionisti che pagavano la prestazione sessuale dai 30 ai 50 euro. Prezzi stracciati. A prostituirsi due donne cinesi di 33 e 38 anni senza permesso di soggiorno. La casa d'appuntamenti nel quartiere di Borgo Pieve, dove degli italiani avevano affittato l'appartamento a una cinese di 43 anni domiciliata a Milano. Affitto poco più di 400 euro al mese, cifra che la donna, di fatto la maîtresse, intascava in mezza giornata, visto il giro di clienti, una decina al giorno. Un via vai in uno dei condomini di fronte alla stazione che andava avanti da almeno 6 mesi e che ha insospettito i residenti. Le segnalazioni ai carabinieri hanno portato alla scoperta dell'attività illecita di cui nel quartiere i più non si erano accorti. Tutto bene a chiuderlo? Certo, anche massa, però piuttosto di vedere sulle strade forse meglio quelle stanze là. Non va bene così, come facciamo qua? Dove siamo? In che paese? Di meraviglia? Facciamo queste cose brutte, non si fa. No, io non accetto questa cosa. La gente seria che lavora non fa queste cose, quindi io poi sono contraria all'uso della donna come oggetto. La 43enne cinese è stata denunciata a piede libero per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le due connazionali sono già state accompagnate dai militari nel CIE di Ponte Galeria, vicino Roma, da dove saranno rimpatriate. Al vaglio la posizione dei proprietari dell'appartamento. I carabinieri stanno svolgendo approfondimenti per arrivare alla confisca.